Incrociano le braccia per il secondo giorno chiedendo un tavolo di confronto con l'azienda. Temi da affrontare, il futuro e le strategie per la produzione, visto che dai 540 dipendenti del 2003 si è passati, con ristrutturazioni successive per lo più esuberi con incentivo, ai 220 attuali lavoratori per la sede di Castelfranco. Stessa sorte per gli impianti non rimpiazzati, per l'azienda che produce componenti sottocarro cingolati che le aziende produttrici di macchine in movimentazione terra e da miniera montano sui propri veicoli. Altro è che abbiamo l'integrativo aziendale che scade il 30 di settembre e ad oggi non abbiamo ancora ricevuto nessuna notizia dopo 16 ore di sciopero qua a Castelfranco e 32 a Coparo, che è la filiale principale. Chiediamo all'azienda di riaprire un tavolo, di discutere di tutto, anche della prospettiva di lavoro e Berco che ruolo avrà, Berco Castelfranco che ruolo avrà per l'industria Berco Thyssen. E dal 1° ottobre la scossa, quella dell'azzeramento delle indennità e delle maggiorazioni previste da contratto aziendale per la turnistica o i meccanismi di maturazione e assorbimento delle ferie e un premio di risultato che si ridurrebbe a poche decine di euro. Sono anni di contrattazione di integrativi aziendali conquistati e verranno cancellati da questa disdetta dell'azienda in poco tempo. Quello che vogliamo fare è cercare di mantenere questi diritti nostri, perché andremo se no a perdere del salario, delle risorse importanti anche per la comunità di Castelfranco e i paesi limitrofi, perché comunque le persone che sono all'interno di Berco sono anche dei paesi limitrofi e questo secondo me è un danno per tutto il tessuto sociale.